Pronto? Pronto polizia, carabinieri, gendarmi? Centro di spionaggio delle feste di Natale e sezione vigilia? Buonasera, sono un anonimo. Volevo denunciare che nel mio civico ci sono tante persone che stanno festeggiando in famiglia Natale. E solo io, solo con i miei congiunti. Sì, ci sono anche parenti laschi, sì, me ne sono accorto. Me ne sono accorto perché la signora del sesto piano sono saliti almeno 18 persone ultra 14enni, si vedeva perché erano grandi, cioè avevano proprio le pelle appese, scrivevano le pelle appese, sì, e non erano del comune dove abito. Sì, si vedeva perché dicevano proprio chi è, piglial, puttal. Si scrive chi è, piglialle, puttalle, sì. Praticamente le stesse persone sono entrate dentro dalla signora del sesto piano e ad un certo punto se ne è scappato il capitone, sono uscite almeno 18 persone in mezzo alle scale a recuperare un capitone. Sì, sapendo un'altra pratica, fuga del capitone, sì. Praticamente, non lo so, se dovete mandare una pattuglia con il capitone. Questa è una cosa vostra, se non so se il capitone in mezzo alla strada crea problemi di assembramento, se è così chiamate i rinforzi. Perché pure la signora ha detto chiamami i rinforzi, no, forse che l'era Anzalata, scrive. Sì, pure io ritengo che è assurdo in civiltà che le persone a Natale si riuniscono in famiglia. Lo ritengo anch'io. Sì, se ho altri avvistamenti, lo dico, al limite pure per la Befana, Capodanno, potete mandare i cacciabombardieri, cose vostre. Grazie, perfetto, perfetto. Un attimo su. Chi è? Papà, sono arrivati gli zii, i nonni, i cuginetti, tutti quanti, anche le persone delle vacanze. No, è mia figlia che piace fare gli scherzetti. Vabbè, no, potete anche non mandarli perché mi sembra che la situazione è rientrata. Grazie, grazie. Buon Natale a tutte le forze dell'ordine. Buon Natale a tutti.